Seconda tranche dell'operazione di contrasto alle truffe di auto di lusso iniziata lo scorso febbraio, che aveva portato alla denuncia di 15 persone per truffa e riciclaggio. Le indagini della Guardia di Finanza di Venezia e i Carabinieri di Chioggia hanno portato ad altri 2 arresti, 2 cinquantenni di Jesolo accusati di riciclaggio, ritenuti i capi dell'organizzazione, dietro al finto concessionario OK Auto. Non se l'aspettavano e ieri Guardia di Finanza di Venezia e Carabinieri di Chioggia hanno arrestato 2 responsabili per reato di riciclaggio e sequestrato loro 400.000 euro, quale provento della truffa nei confronti di una serie di privati, i quali si erano recati presso un concessionario per acquistare delle auto di lusso dopo aver versato degli acconti non hanno visto né le macchine né i soldi. In poco tempo sono state vendute auto di lusso per quasi 400.000 euro, sparite poi nel nulla senza essere consegnate. Che nel giro di poco più di 2 settimane i soggetti avevano trasferito oltre 380.000 euro in conti croati e poi di questi svaniti nel nulla. La concessionaria già da tempo è sparita insieme alle auto. L'inchiesta era partita dopo una serie di denunce da parte di clienti che avevano versato acconti di decine di migliaia di euro per le auto, senza mai vederle. In tutto una cinquantina le persone truffate, soprattutto venete. Faranno richiesta, se c'è capienza sui beni sequestrati potranno avere dietro le loro somme. La Guardia di Finanza raccomanda la massima attenzione. In questi casi bisogna stare attenti, rivolgersi ai concessionari autorizzati, non farsi allettare troppo da un prezzo eccessivamente basso. Va bene il buon affare, ma se questo comincia ad andare fuori dalle logiche di mercato bisogna stare molto attenti, perché molto probabilmente dietro c'è una truffa e quindi in questi casi rivolgersi alle forze dell'ordine.